qui l'economia di guerra la stiamo facendo in casa, perché le parti sociali in questo sono molto coese. Io sono molto preoccupato dei collaboratori delle aziende che automaticamente avranno uno stress in più anche dal punto di vista lavorativo. Cioè, se uno non prima faceva fatica, se una persona faceva prima fatica ad arrivare a fine mese, ancora di più. E giustamente i sindacati pongono come punto il salario. Allora, una cosa da fare immediatamente è abbattere il cuneo fiscale, ma farlo domani mattina. Farlo domani mattina e non a favore Cioè, delle perché imprese. lei dice giustamente i nostri lavoratori chiederanno uno stipendio un po' più pesante perché non ce la fanno, noi Ma imprenditori non possiamo dare perché ci aumenta tutto, cioè questo... E quindi no? bisognerebbe è la abbassare guerra la dei differenza tra poveri, l'oro del netto nelle buste paga. è la guerra dei poveri e Sì, ma perciò da quant'è bisogna che ne abbassare. parliamo, Marinese? Perché non si fa? Sì, però, se siamo in economia di guerra, come è stato detto nella trasmissione, serve un'economia di guerra e l'economia di guerra è questa, cioè è prendere il toro per le corna e dire basta, ma dirlo anche alla comunità europea e piantarla con le ideologie. Ci E se ammette? necessario, io lo dico, andiamo a elezioni, non se ne può più. Nessuno si poteva aspettare la guerra dopo la pandemia, ma siccome è un governo che è voluto dalla maggior parte del Parlamento, o prende scelte coraggiose o non serve per quello che è nato, per quello che è nato, semplice. Perché il Paese è stanco